Pronti? 1, 2, 3. È buono il segnale con la velocità di Breila di Casei che va a condurre, mentre al suo esterno però attacca subito BB King dei Veltri, che passa in breve a condurre, mentre all'esterno c'è Baltimora Trio. Baltimora Trio supera Breila di Casei, va direttamente in schiena a BB King e guida quindi. All'esterno intanto Benza S progredisce dopo il primo quarto, 31. Non trova opposizione da parte di BB King dei Veltri, quindi sfila in 500 metri Benza S, vincitore ricordiamo del TQQ di giovedì scorso. Ricorre oggi, è favorito in chiusura e dopo 600 metri in 46,4 è in vantaggio nei confronti di BB King dei Veltri, poi Baltimora Trio. Intanto ha avuto un'incertezza Fan de Bellan. All'esterno cerca di proporsi Breila di Casei. Che progredisce gradualmente. I cavalli arrivano così a 1 chilometro da 1,18 e si arriva ora a metà gara con Benza S che conduce. All'esterno c'è Breila dei Veltri, alla corda rimane BB King dei Veltri, Breila di Casei scusate, poi BB King dei Veltri, ancora Baltimora Trio, al largo c'è anche Capta. Situazione tattica invariata con più pariglie, con Benza S che conduce, al suo esterno Breila di Casei, alla corda BB King dei Veltri, 800 alla conclusione, percorsi esterne anche Capta e Duc de Connet, che erano i due penalizzati. Tanto Benza S continua tranquillamente a guidare con Breila di Casei al suo sediolo, alla corda rimane BB King dei Veltri, Baltimora Trio, Capta, 450 all'arrivo con Benza S in pieno a lungo, accelera decisamente ora l'allievo di Roberto Vecchione che a 400 dalla conclusione cerca di mettere in difficoltà Breila di Casei, scatta Capta in terza ruota, lungo la corda BB King, poi Baltimora, dalla coda muove anche Bessi di Poggio, completamento della curva conclusiva, ingresso in retta d'arrivo con Benza S largamente in vantaggio su BB King dei Veltri e Breila di Casei. Finale con Benza S che domina e replica il successo dell'altro giorno. Secondo posto per Breila di Casei che alla fine ha ragione di BB King dei Veltri. 1,16,1 il ragguaglio conclusivo 29 dopo un 29,1, quindi 58,1 a chiudere per Benza S alla terza vittoria consecutiva dal rientro. Roberto Vecchione dunque al raddoppio con Benza S che vince davvero bene per conto del team Elert e della scuderia Altea.